Allora, eccoci qua. Questione che va risolta però non soltanto per quel che riguarda il territorio padovano, perché non è solo di Padova. Se ci spostiamo poi nella zona del Polesine, noi abbiamo avuto tanti che ci hanno anche scritto dicendo siamo in emergenza totale perché c'è la risalita del cuneo salino e lì la vedono veramente bruttissima, ma anche in altri territori, per cui bisogna fare qualcosa di importante. C'è un messaggio: se non ci fossimo noi agricoltori i territori sarebbero dei piccoli deserti arsi. La grande consapevolezza vera. Cosa pensate? Cosa si può fare, Presidente? Allora, intanto vorrei spiegare che cos'è il cuneo salino. Sì, bravo. Perché esatto. così, riguarda anche provincia di Padova o no? Riguarda in parte anche la provincia di Padova, sì, perché abbiamo una parte che arriva fino al mare, però siamo già a 30 km di risalita del cuneo salino, Madonna, per cui 30 km. È una situazione abbastanza preoccupante. Il cuneo salino non è altro che sostanzialmente l'acqua dolce fa due funzioni: irriga e permette, voglio dire, la gestione irrigua dei terreni vicino ai fiumi, però dall'altro lato si oppone all'entrata dell'acqua di mare nella terraferma. Nel momento in cui il livello di pressione dell'acqua dolce che arriva dai fiumi diminuisce, il mare, la forza del mare rientra e quindi l'acqua salata entra. Questo provoca una salinizzazione sia della laguna. Abbiamo letto nelle ultime settimane la problematica che riguarda i pescatori di vongole, per esempio, perché con l'aumento della salinità della laguna c'è un problema anche negli allevamenti delle vongole. Dall'altro lato però l'acqua del mare rientra nella parte inferiore, ma anche dei fiumi, anche nella terraferma, e questo provoca la salinizzazione dei terreni. Voi sapete che il sale è uno dei diserbanti che si possono utilizzare a livello ecologico, cioè quello che proprio non permette poi la crescita delle piante. La problematica forte qual è? Che questo elemento è estremamente grave perché i cristalli di sale non si lavano in poco tempo, per cui ci sarà bisogno poi, perché questo cuneo salino arretri e ritorni, diciamo, dalle parti delle foci e non a 20-30 km come adesso, di un periodo estremamente lungo per il lavaggio della terra. Ma com'è possibile che perché una cosa è qualche chilometro, quando si parla di 30 km, che corrente c'è contraria addirittura? Cioè, com'è possibile che risalga così tanto? Quando abbiamo poca acqua che esce dai fiumi, dai foci, cioè, è più forte la marea, basta vedere il po', sì, non è proprio che rientra, è che si mescola, e quindi arrivando poca acqua il mare ovviamente fa pressione, rientra. Con le maree rientra e aumenta, non è che diventa acqua di mare quella di fiume, capiamoci, è sempre salmastra, però abbiamo questo problema ed è un problema estremamente grave, cioè sono stati soci nostri che ci hanno segnalato che dai pozzi artesiani sta uscendo acqua salmastra, per cui da sotto, anche quello che noi non vediamo, ma quello che succede sottoterra è la risalita, esattamente. E questo ovviamente potete capire la problematica che può porre rispetto alle coltivazioni. Agricoltore da 55 anni e adesso all'età di 72 anni i problemi sono sempre più grandi, ora anche la siccità non finisce mai. Purtroppo l'agricoltura è il settore primario, no? L'abbiamo studiato sui libri di scuola, è stata un po' messa da parte. Si è data per scontata. Data per scontata, come se funzionasse in automatico. Io credo che gli avvenimenti tragici anche degli ultimi mesi, come per esempio la guerra in Ucraina e adesso questo elemento di siccità, ponga all'ordine del giorno di ragionare su quali sono i settori strategici per un paese o per un continente come l'Europa. Io credo che la parte dell'alimentazione, la parte produttiva agricola, della possibilità di mangiare, sia un elemento strategico del paese e del continente e che quindi debba essere ragionato in termini strategici. Non si possono azzardare soluzioni dall'oggi a domani, vanno progettate, discusse, ragionate con chi fa questo lavoro, cioè con noi, nel senso che noi sappiamo dire quali sono le problematiche che abbiamo di fronte. Abbiamo una scommessa grandissima per i prossimi anni. Questi cambiamenti climatici ci accompagneranno sicuramente, gli elementi di siccità come quelli che stiamo vivendo ci accompagneranno, potremo avere stagioni più piovose, anni meno piovosi, ma in generale con molta probabilità avremo sempre a che fare con queste situazioni di difficoltà, per cui vanno ragionate delle soluzioni a medio e lungo termine.
il telespettatore diceva la situazione è sempre peggiore. Sì, perché si vanno a sommare problematiche che noi indichiamo da diverso tempo, la burocrazia, i costi, la manodopera, con dopo situazioni emergenziali come queste che vanno ulteriormente ad aggravare la situazione del mondo agricolo. Noi dobbiamo avere la capacità, ma lo dico come società, cioè noi facciamo il nostro, noi come CIA, ma anche le altre organizzazioni sindacali, noi cerchiamo di fare il nostro indicando alla politica dove sono le difficoltà. Dopodiché chi deve trovare le soluzioni, chi deve metterle in pratica è appunto la politica. Io credo che anche grazie ai fondi europei che stanno arrivando, il PNRR per primo, debba essere fatto un ragionamento radicale rispetto al futuro della nostra agricoltura. Bisogna che si facciano delle scelte di campo, cioè noi dobbiamo avere il coraggio di dire a tutta la società, a chi nell'agricoltura sta lavorando, in che tipo di agricoltura andiamo a credere per i prossimi anni. Però il problema è che se noi un attimo solo che leggo il messaggio, anche vediamo un secondo. Buongiorno Elena, buongiorno Elena, dovrebbero dare una medaglia ai piccoli agricoltori che lavorano in tutte le condizioni, compresi il Covid, visto che siamo soli sul trattore e non possiamo fermarci, soprattutto con queste temperature, non possiamo lasciare i campi. Questa è un'altra problematica. È proprio quello che dicevo, cioè quando io pongo la domanda che tipo di agricoltura immaginiamo nei prossimi 10-15 anni, perché questa è la domanda che ci dobbiamo porre rispetto al mondo agricolo, che tipo di agricoltura ragioniamo? Ragioniamo di un'agricoltura industriale fatta di società che hanno terreni, estensioni di terreni immensi. Nel Veneto non so bene dove si possono trovare, visto il frazionamento agricolo che abbiamo e la gestione, voglio dire, delle costruzioni di periferia con le varie zone industriali dei vari paesi e i terreni tutti parcellizzati. Oppure crediamo in un'agricoltura che vede nel territorio una risorsa e che possa lavorare energia, quindi trovare le strade per mettere assieme i piccoli agricoltori, però in termini anche di realizzazione personale da un lato, di prospettiva familiare dall'altro e di ricaduta anche per quanto riguarda tutta la società. Cioè io credo che l'agricoltore di, passatemi il termine, di piccole dimensioni, poi è tutto relativo, voglio dire, se noi confrontiamo le nostre società con le società agricole americane piuttosto che dell'Est Europa, siamo tutti piccoli nei nostri territori. Però io credo che siano proprio questo tipo di agricoltura che mantiene il territorio, che lo fa bello e che dà una ricaduta positiva poi a tutti i comparti, il turistico in primis poi. Certo, ma appunto quello è il problema, siccome è un'agricoltura estremamente particolare, poi quella per esempio del Veneto è diversa di una provincia, è diversa da un'altra, pur avendo uno zoccolo comune. L'Europa, perché qua è un problema, l'agricoltura si parla di Europa, di fondi che arrivano, finanziamenti eccetera, non ha idea forse troppo precisa, perché ci sono paesi come Francia, Germania, Spagna e anche Grecia che hanno un tipo di coltivazioni estensive diverse dalle nostre. Quindi il nostro problema se non è percepito quello nel settore della pesca, perché c'è stata una battaglia infinita per quanto riguarda e tantomeno questo discorso qui. Ma l'Europa da chi è fatta? L'Europa è fatta anche da noi, è fatta anche dai nostri politici che sono all'interno delle varie commissioni. Quindi voi sollecitate anche in modo... Ma certamente noi all'interno del sistema europeo possiamo trovare una soluzione a queste problematiche, perché se è vero che ci sono agricolture specializzate negli altri paesi e noi abbiamo invece un'agricoltura estremamente differenziata, sia per modelli produttivi che per composizione, voglio dire, delle aziende, per tipologia proprio delle aziende. È uscito adesso di recente l'indagine Istat proprio sul settore agricolo, il 92% delle aziende agricole sono aziende unipersonali, il restante sono altre forme, cooperative, società per azioni, SRL. Però se noi abbiamo questo tipo di agricoltura e questo tipo di organizzazione, diciamo, imprenditoriale del mondo agricolo, a questo tipo di aziende dobbiamo dare risposte. Cioè, va trovata la modalità con la quale noi manteniamo l'agricoltura al centro e ragioniamo su diciamo, soluzioni tagliate su misura anche per quanto riguardano i finanziamenti europei per le aziende che del nostro territorio ci lavorano e lo mantengono. Guardate che sarà sempre un problema, sempre
più grande questo rispetto alla gestione del territorio. È un problema politico. È ovviamente un problema politico, è il principale problema politico la gestione del territorio dal nostro punto di vista, che vuol dire la gestione poi della parte selvatica, della fauna selvatica, ma anche delle piante alloctone. Cioè, i nostri bellissimi Colli Euganei, per parlare della provincia di Padova, stanno subendo una pressione da parte di piante alloctone come sono l'ailanto o la Robinia pseudoacacia, che se non ci sono gli agricoltori che mantengono pulito il fondo non abbiamo più i bei colli che ci ricordiamo. Quelle là spieghiamo cosa sta succedendo. Sono specie invasive e che vanno a eliminare tutte le altre specie presenti sui nostri territori. Come hanno preso terreno queste specie? Oddio, adesso questo diventa no, pensavo ci fosse stata un'azione specifica. Comunque sono un pericolo per sono un pericolo che si stanno difendendo già dagli anni 90, non è una cosa di adesso, però sono specie, per esempio l'ailanto, che si moltiplica per via radicale. Per cui tu lo puoi tagliare quanto vuoi, rispunta sempre. Per cui, salvo andare a fare disservi chimici, che non credo sia il caso di fare, soprattutto in un territorio come patrimonio UNESCO, che sono i nostri Colli Euganei, si tratta di gestione. Gestire vuol dire andare a tagliare ogni anno questo tipo di piante. Se non c'è l'agricoltore che lo fa, chi è che lo fa questo lavoro? Assolutamente, sono tante piccole cose. Ecco, lei prima ha parlato di fauna selvatica. Rimane il problema fauna selvatica anche nelle zone nostre del Padovano, dei colli, non se ne parla perché ci sono altre questioni, ma resta sempre? Noi abbiamo una situazione di problematiche generalizzate che continuano. Mi viene da ridere per non piangere. Perché non è che perché non ne parliamo non sono presenti. Adesso abbiamo anche il problema delle nutrie che si stanno moltiplicando in maniera estremamente elevata, soprattutto nella parte sud di Padova, con le conseguenze. E cosa fanno le nutrie? Le nutrie fanno le tane sugli argini e quindi, come dire, indeboliscono gli argini. Molti degli incidenti che abbiamo nelle nostre aziende agricole sono dovuti al fatto che l'argine è stato bucato dalle nutrie e quindi cede, esattamente. E in più pone poi il problema della gestione appunto sempre dell'acqua, torniamo al discorso, perché ovviamente le buche poi provocano anche l'infiltrazione dell'acqua. Per cui ci sono dei problemi che sono costanti, che sono presenti e che devono essere affrontati. Noi lo diciamo continuamente, la questione per esempio dei cinghiali, dei daini, dei Colli Euganei sono un problema di sicurezza per la sostenibilità economica delle aziende agricole da un lato, ma anche per la salute e per la tutela anche delle persone che vanno nei Colli Euganei, che non vuol dire eliminiamo tutti i cinghiali, vuol dire che bisogna trovare come dire, la possibilità di mettere sui due piatti della bilancia la presenza di una specie invasiva come i cinghiali e la gestione e come dire, le attività umane che su quel territorio ci sono, vivono e fanno vivere quel territorio. Ma la questione non era già stata, visto che tra l'altro i cinghiali sono dappertutto, portata a livello nazionale, si era detto che si trovava il sistema, che veniva ampliata il diritto di caccia, sembrava quasi che avesse trovato una chiusa, invece... Ma ancora non è stato trovato, adesso per fortuna grazie al lavoro del Parco Colli e dei selecontrollori si sta procedendo insomma a una gestione del fenomeno, ma è ancora una situazione estremamente grave e disomogenea anche per le zone dei Colli Euganei stessi. Sì. Cioè, purtroppo gestire significa investire dei soldi. Certo, e continuare su una prospettiva di tutela. Qua bisogna fare senza ideologie, bisogna capire che cos'è che ne vogliamo fare di tutti i temi che abbiamo messo in campo. Noi lo diciamo da diverso tempo, va rivista la norma che riguarda la caccia dei selvatici, che parla di tutela, perché ormai non è più un problema di tutela, è un problema di gestione dei selvatici. Me lo so, però là entrano in gioco varie situazioni politiche, per cui si entra a toccare interessi che sono protetti a priori da certe, diciamo, forze anziché altre, quindi qui dopo si entra in un terreno abbastanza minato che a prescinde dal discorso del contenimento in sé per sé, perché bisogna comprendere anche punti danni che possono arrecare. Torniamo su questi temi, ce ne sono anche altri, dopo la pubblicità, tra poco.